Lo facciamo volentieri perché è uno studio che va fatto per tutto il mondo, insomma. Con entusiasmo lo faccio, perché è giusto che sia così, è giusto che dare un aiuto alla scienza. I cittadini di Vo hanno cominciato a mettersi in fila di fronte alle scuole alle 8:30. All'interno il personale sanitario era già pronto per effettuare i primi tamponi e prelievi. Le analisi andranno avanti per 4 giorni. È la terza volta che gli oltre 3.000 residenti di questo paese, isolato dopo il decesso della prima vittima in Italia per coronavirus, vengono sottoposti a monitoraggio. Con il terzo tampone avremo una definizione praticamente perfetta della storia naturale della malattia. Secondo, ci sarà un prelievo di sangue per poter fare la virologia e quindi per poter capire se hanno sviluppato anticorpi, chi, come, perché. E terzo, anche uno studio genetico delle difese immunitarie. Medicina di precisione che incontra la grande medicina sociale. Se questo è possibile è solo grazie alla disponibilità dimostrata dai cittadini di questo paese. Siamo consapevoli che questa ricerca può portare a degli sviluppi importanti nello studio del Covid-19. All'uscita dalle scuole la tensione si scioglie. Com'è andata? Benissimo, bravi tutti, bravissimi. Il merito è anche dei clown dell'associazione Prislop, intervenuti in forze per cercare di strappare un sorriso ai più piccoli. Più che ai bambini, che loro sono nati per sorridere, io penso che siano i genitori e le persone anziane che hanno bisogno. I bambini stanno ballando.